Il neopresidente dell'Ars Giovanni Ardizzone si impegna a garantire una legislazione che possa superare indenne il vaglio del commissario dello Stato. Sentiamolo. Assicuro il mio impegno affinché abbia a cessare la prassi di legge di spesa approvate nottetempo. I parlamentari di più legislature sa a cosa mi riferisco e che spesso sono il frutto di compromessi a ribasso. Mai più. Non è mia intenzione riproporre l'ennesima commissione per la riforma dello Statuto, specie se non vi è la volontà politica di procedere in tal senso. Credo però che sia necessario tornare a riflettere sull'opportunità di eliminare quelli che il professor Martinez chiamava i rami secchi dello Statuto. Penso fra tutte alle disposizioni dell'Alta Corte per la Regione siciliana che sono ormai svuotate di contenuto e che non possono averne uno nuovo. Ma penso anche al meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane, anzi delle delibere legislative, che vede solo per la nostra regione l'impugnazione precedere l'entrata in vigore delle stesse, con la conseguenza di rendere possibile quella deprecabile prassi della cosiddetta promulgazione parziale, in virtù della quale la Regione, in presenza dell'impugnativa da parte del commissario dello Stato, rinuncia già in parte a far valere le proprie ragioni nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.